Siamo qui davanti a Coin, un marchio storico della città che sta chiudendo. Siamo per esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori, 94 famiglie che rischiano di perdere il posto di lavoro. È un marchio storico della città che chiude. Sono una ventina i consiglieri comunali di tutte le forze politiche arrivati sul Ponte dell'Olio poco prima di mezzogiorno per dare vita a un sit-in di solidarietà ai dipendenti dello storico punto vendita veneziano di Coin. La società dovrà riconsegnare il palazzo ai proprietari entro il 15 giugno. Incerta la sorte dei 94 dipendenti, soltanto una minima parte di loro potrà essere assorbita in altri punti vendita della città metropolitana. Per gli altri l'alternativa sarà il trasferimento fuori dal Veneto o la perdita del posto di lavoro. Noi abbiamo portato con tutti gli altri consiglieri di comune accordo la nostra solidarietà ai lavoratori, ma soprattutto alle lavoratrici, perché di fatto la quasi totalità sono lavoratrici donne. Purtroppo Venezia, così come in altri casi, sta punendo dal punto di vista dell'occupazione soprattutto le donne. Sappiamo quali sono gli effetti anche della mancanza di lavoro delle donne e la difficoltà soprattutto per le donne poi di trovare una nuova occupazione. Tutti i capigruppo in Consiglio Comunale hanno quindi risposto all'appello dei sindacati, testimoniando la loro solidarietà in un documento firmato all'unanimità. La speranza è che l'attività possa trasferirsi in un altro immobile della città storica, ma trovarne uno di almeno 2000 metri quadrati in sole 2 settimane appare un'impresa ai limiti del possibile. Purtroppo gli strumenti che abbiamo in una questione che è tra privati sono fortemente limitati. Personalmente quello che come Movimento 5 Stelle ci impegniamo a fare è quello di fare il massimo per impedire che ci sia un cambio di destinazione d'uso a ricettivo o alberghiero, perché di tutto abbiamo bisogno fuorché dell'ennesimo albergo.